È il centro della vita cittadina da 600 anni, il luogo civico per eccellenza, teatro di grandi incontri e decisioni storiche, sede della magistratura vicentina, salone di ricevimenti. La Basilica di Vicenza, ancor prima di essere resa immortale da Andrea Palladio, ha rappresentato un luogo importante per la città e per l'Italia. Monumento UNESCO, come tutti i beni palladiani, nei prossimi mesi il Parlamento dovrà decidere sulla proposta di farne un monumento nazionale. È passato in sede referente in Commissione Cultura all'unanimità, quindi fa sperare bene. Adesso bisogna sperare che duri il governo e che duri la legislatura per portare a casa il risultato. Credo che a febbraio dovremo passare in aula con l'approvazione, quindi un passaggio importante. All'alba del suo VI secolo di storia, alla Basilica è stato dedicato un libro che raccoglie fotografie e documenti preziosi. La Basilica merita un monumento, proprio come dice il titolo del libro, perché ha una straordinaria storia lunga 600 anni, ancora prima che Palladio forgiasse lo splendido colonnato, ed è stato teatro davvero della vita di Vicenza. Imperatori, il Papa, feste, Garibaldi, i re sovrani, da quelli italiani a quelli dell'Inghilterra, sono passati per ammirare la Basilica e l'architettura palladiana, che è stata poi cantata da Goethe a Camus, da Gabriele D'Annunzio, che ha scritto un sonetto addirittura per Vicenza, sino ad Ezra Pound, che arrivava da Venezia, si sedeva di fronte alla Basilica e stava in silenzio per ore ad ammirarla. Un libro pieno di storie e aneddoti che ci raccontano anche come i grandi appalti creavano grandi contrasti anche nel passato. Alla fine l'incarico dato ad Andrea Palladio fu un grande appalto che divise la città e che grazie a Gian Giorgio Trissino lo battezzò finalmente come grande architetto. Qual è la cosa meravigliosa che Palladio ha fatto? È stato vestire il monumento di un abito da sposa, un abito bianco, che ha reso questo monumento diverso da tutti gli altri che esistono in Italia. Un libro che riporta anche molte foto inedite, comprese quelle dell'archivio Fondazione Vaienti. E siccome è la prima volta che si fa un libro del genere, speriamo possa avere anche successo e possa piacere, possa diventare una strenna per Natale.